Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale del vostro Marietto Veneziano. Da come avete visto la mascherina principale, oggi si parlerà un po' di alimentazione e di riequilibrare la massa corporea. Generalmente la gente parla di dimagrimento e anche questo è corretto, ma di solito quando si vuole dimagrire bisogna in un certo senso praticamente riallineare la massa corporea al proprio peso giusto, al proprio peso moderato, nel senso che è proprio peso medio, che dipende, come ho già spiegato in altre pillole, dall'età, dal metabolismo e anche dall'ambiente dove si vive. Chiaramente se uno vive in ambienti caldi avrà un tipo di metabolismo diverso da uno che vive in ambienti freddi. Ma oggi vediamo più che altro un sistema generico, ripeto generico, quindi non ha niente a che vedere con praticamente delle pillole mediche, perché noi qui, cioè il Marietto Veneziano non fa nulla che tocca diciamo la sfera medica, sono solamente consigli radiostesici a livello vibrazionale che non toccano per niente la medicina e l'alimentazione come medicina. Bene, quindi vediamo il nostro il nostro quadrante radiostesico per la valutazione. Qui sapete che dovete mettere il vostro testimone, che può essere una foto, un capello, un nome scritto con la data di nascita e un batuffolo imbevuto di saliva. Prendiamo il nostro pendolino, vedete, e chiediamo se questi circuiti, questo sistema potrà andare bene per noi. Bisogna sempre chiedere al pendolino, sempre per ogni operazione radionica e radiostesica, così che sapete sempre se va bene per voi o per qualcun altro. In questo caso qui il pendolino ci dice di sì, vedete il pendolino? Voilà. E quindi potremo usare questi circuiti radionici che trovate nel sito ilcapitano.altevista.org, scaricabili gratuitamente, o anche nei gruppi di Legale Marietto Veneziano su Facebook. Bene, vediamo che il pendolino dice di sì. Adesso spostiamo, togliamo teoricamente il nostro testimone e prendiamo il quadrante radiostesico per la valutazione e il trattamento e chiediamo anche al pendolino se questo sistema andrà bene. E vedete che il pendolino ci dice che il trattamento sarà favorevole a noi. Bene, a questo punto qui possiamo partire. Togliamo anche il quadrante radiostesico per la valutazione del trattamento e siamo sicuri. Adesso questo circuito radionico l'ho già fatto vedere in un'altra pillola, ma sarà abbinato a un altro circuito radionico che ho fatto vedere anche in un'altra pillola e li ho riuniti. Quindi noi metteremo il nostro testimone al centro del circuito radionico che serve per riallineamento massa corporea. Quindi prendiamo il nostro pendolino e facciamo roteare in senso orario, in modo che il testimone si raggruppi a livello vibrazionale con il circuito radionico. Vedete? E lasciamo almeno 21 giri. L'ideale sarebbe far scaricare tutto il pendolino l'energia del pendolino fin quando non si ferma. Quindi adesso questa è una pillola didattica, io mi fermo, cari amici. Vedete? Poi cosa facciamo? Prendiamo questa macchina radionica che lavora con le onde di forma e la posizioniamo in un posto sicuro, tipo sopra un armadio o dentro un cassetto con dentro il testimone. Lasciamo lì il tempo. Ecco, il tempo in questo caso qui deve essere lasciato fin quando non si raggiunge l'obiettivo, può essere anche 1 anno, 2 anni o quanto è altro. Nel senso che se vedete che raggiungete il riallineamento della massa corporea in tempo breve, allora vuol dire che ha fatto il suo lavoro, se no lo lasciate, perché può attivarsi anche dopo parecchi anni, nel senso che lui lavora di fino, ma se ci sono delle resistenze molto forti nel vostro campo eterico, chiaramente cercherà di smussare queste cose qua. Bene, poi passiamo al secondo circuito radionico. Questo è un circuito radionico che ha fatto il vostro Marietto Veneziano, lo potete trovare tranquillamente gratis nel
sito del capitolo nei gruppi di Facebook del degrado del vostro marietto veneziano. Quindi mettete qui il testimone. Vi ricordo che l'altro circuito deve essere sempre lasciato attivo, questi devono andare in simbiosi insieme. Prendete il vostro pendolino e cosa fate? Raggruppate. I numeri sono i numeri Bosby ricercati dal vostro marietto veneziano, e questo serve per equilibrare l'alimentazione, perché potrebbe essere il caso che voi stiate dimagrendo ma perché non mangiate, invece voi dovete dimagrire con un'alimentazione equilibrata, in modo che voi possiate in un certo senso riallineare il peso corporeo senza avere sbalzi o carenze di vitamine o di proteine o di grassi, di carboidrati. Quindi, fatto questo, visto il pendolino deve girare almeno 21 volte, ma l'ideale sarebbe fargli finire la sua corsa sempre in senso orario, vedete? Bene, a questo punto, fatto questo, noi siamo sicuri che il testimone si è raggruppato con il circuito radionico, cioè aggregato. Prendete anche questa macchina radionica e la posizionate in un posto sicuro, vicino magari anche l'altro, e le lasciate lavorare contemporaneamente insieme. Questi non saturano il corpo eterico proprio perché vanno a lavorare nelle mancanze vostre. Chiaramente questi sono circuiti non fatti su misura, ma diciamo in linea generale che toccano un grande spettro, un largo spettro di possibilità che una persona potrebbe avere. Chiaramente, se avete bisogno di circuiti ad hoc, chiaramente il vostro marietto veneziano, e qui ve li può fare, chiaramente c'è un prezzo anche per questo. Bene, cari amici, il vostro marietto veneziano vi saluta. Vi chiede, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Degare Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e di attivare la campanella. E ricordatevi che abbiamo anche un bellissimo gruppo di Telegram. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!